Al termine di una mirata attività di indagine disposta dalla Compagnia dei Carabinieri di Cammarata, quelli della stazione di San Biagio Platani hanno deferito in stato di libertà alla Procura della Repubblica di Agrigento un pensionato di 67 anni ritenuto responsabile di abbandono di rifiuti speciali, un reato previsto e punito dall'articolo 256 del decreto legge 152/2006, meglio conosciuto come testo unico ambiente. Nello specifico, i militari dell'Arma, coadiuvati nella fase finale dagli accertamenti del personale dell'ARPA di Agrigento, hanno appurato che l'uomo, avvalendosi di un mezzo di trasporto con rimorchio di sua proprietà, aveva organizzato una vera e propria raccolta porta a porta di rifiuti speciali, come le carcasse di frigoriferi, i condizionatori esausti, gli imballaggi in plastica, i pneumatici fuori uso, apparecchiature elettriche di vario tipo. I rifiuti venivano poi accatastati all'interno di 2 aree di sua proprietà, composte da magazzini e capannoni, una delle quali sottoposta a vincolo idrogeologico. Le 2 aree, contenenti un'ingente quantità di rifiuti speciali, sono state sottoposte a sequestro. È in atto e in corso la quantificazione del danno ambientale arrecato dalla condotta illecita del sessantenne. L'operazione testimonia il costante impegno dei carabinieri nel contrasto ai reati ambientali a tutela dell'ecosistema e della salute pubblica.